per cui troverete anche che vi racconto, è stato tutto confermato tranne che non va a Sepang, che era una cosa che dicevo martedì o mercoledì daranno l'annuncio, il comunicato stampa prima. Questo ho detto. Si è operato la clavicola e allo scafoide a dicembre, per cui c'era tutto il tempo. Per tutto il 2025 aprile sulla chat dei giornalisti ci aggiornava pure quando Martina andava al cesso. C'era scritto Jorge Martina evacuato alle 6:54, vi giuro. Di questo non hanno parlato in niente. Presentazione, i leoni. Alta mercato, eccetera, eccetera. Per cui questa è l'anomalia. Chiudo il discorso Martina, Priglia, leoni e robe varie. Mi ero dimenticato su Quartararo, un utente, salutiamo Naiko, Claudio Spinetti, tutti che ci state scrivendo, vi stiamo leggendo, ma ci sono le notizie da dare. Ho visto un utente che aveva scritto i rapporti compromessi tra Pavese e Quartararo.